Mi ha fatto veramente piacere che mi hanno chiesto di presentare questa fiera di rustica che è raggiunta alla 47esima edizione da parte dell'associazione Asper, che organizza da 12 anni questo evento, questa fiera, e quindi ringrazio loro, ma ringrazio anche il consigliere comunale Ivan Pontarolo che è qui presente, insomma, lo conosco da molti anni, è anche una persona attiva e quindi si è fatto anche promotore di questa iniziativa. Cosa dire? Qui rappresenta il mondo del volontariato, come dicevo prima, che è una delle cose dell'eccellenza del nostro Veneto, senza di loro sicuramente non si riesce a fare nulla. Io faccio anche volontariato, quindi so benissimo cosa significa, quindi invitiamo tutti alla fiera di Rustica. L'anno scorso non sono riuscito ad esserci, ma quest'anno insomma ci sarò sicuramente. Noi come associazione da 12 anni organizziamo questo evento, un evento di tiratura interregionale con la presenza di più di 30.000 persone in tutta la durata. Quest'anno l'evento inizia il 25 aprile e va fino al 4 maggio. Gli eventi principali della nostra manifestazione e punti di forza sono sempre il Gran Galà Equestre con il nostro direttore Rudy Bellini, che nelle date del 25 e 26 aprile la sera, in un'area completamente con tribune e posti a sedere, ci regalerà uno spettacolo con artisti di fama internazionale nel settore equestre. Altro evento importante della nostra manifestazione è la domenica 4 maggio, il giorno clou della fiera, che presenteremo. La fiera spazierà da sempre il mondo dell'equitazione, il settore degli avicoli e macchinari moderni e di una volta dell'agricoltura, ecco, con fiera mercato e tutto quanto. Ecco. Ringrazio tutti gli sponsor che ogni anno ci danno una mano e ringrazio soprattutto tutti i volontari che sono il nostro punto fermo, senza di loro non potremmo organizzare questo evento. Un evento soprattutto per le famiglie che dà la possibilità di vedere il mondo dell'agricoltura visto sotto tutti i suoi punti di vista, e un evento che si sta trasformando anche sempre più per i giovani con serate a tema dedicate proprio per i giovani.